Amici bellini, io so che abbiamo il morale sotto i tacchi ed è difficile andare avanti, continuare a crederci, però rivedendo la partita mi sono reso conto che voglio parlare di calcio. Cioè è chiaro che gli episodi sono la cosa principale che poi ci fa discutere, però ci sono delle cose tecniche, tattiche, quindi a me continua a piacere lo sport, continua a appassionarmi a quello che fanno i miei giocatori in campo, in generale tutti i giocatori in campo, perché poi vedo il gol di Samardžić ed è un gran gol che non ti aspetti da uno come Samardžić, quindi io non mollo, però dobbiamo parlare di certe cose nella speranza che lo sport possa non rovinarsi del tutto. Cominciamo! Cominciamo con un giochino. Io vi faccio vedere un'immagine per 3 secondi e voi dovete dirmi 3 oggetti di colore blu. Ora però voi riuscite a dirmi l'oggetto di colore giallo? Ieri durante la live abbiamo parlato dei bias cognitivi, ok? In base all'ordine che hai avuto, il cervello filtra quello che deve capire e ignora tutto il resto. I bias cognitivi, ci sono vari esempi, perché parlavamo del confirmation bias, e cioè la tendenza a favorire informazioni che confermano le proprie credenze preesistenti ignorando quelle contrarie. Se noi pensiamo che il Napoli è defraudato dagli arbitri sistematicamente, anche se c'è una cosa a nostro favore, tendiamo a dare meno importanza perché vogliamo confermare la nostra idea. Poi c'è anche l'anchoring bias, cioè il fissarsi sulla prima informazione ricevuta, l'ancora, nel prendere decisioni, specialmente con i numeri. L'anchoring bias è quello che succede quando un VAR ti chiama e ti dice già: guarda, probabilmente hai sbagliato perché questo, questo e questo. Ti fanno vedere una immagine invece di fartele vedere tutte e tu ti fissi con la prima informazione che ti danno senza considerare tutte le altre. Il confirmation bias invece avviene in sala VAR, dove se tu sei già convinto che devi intervenire, che devi arbitrare in quel momento, tendi a favorire informazioni che confermano l'errore dell'arbitro e il tuo intervento VAR come il salvataggio di una partita. Quindi loro vanno a prendere per esempio quel replay che confermerebbe l'errore, e da qua dobbiamo partire, perché questa è una delle cose più fastidiose. Ci sono 3 arbitri e alla fine quelli là del VAR stanno risultando più importanti dell'arbitro in campo che vede la dinamica, perché quando poi interviene il VAR l'arbitro che sta in campo pensa anche: se sbagliano loro, hanno sbagliato loro che hanno 1000 schermi e possono rivedere, io in dinamica magari ho visto male, e quindi ti convinci anche che non avevi modo di giudicare il singolo episodio in maniera corretta. Vogliamo andare allo schermo, perché ci sono anche altre cose che a me erano sfuggite e che adesso possiamo andare a vedere, come per esempio il fallo di Zalewski su Mazzocchi che poi porta al calcio d'angolo del pareggio dell'Atalanta. Però io parto da qui, perché a me piacciono non solo i gesti tecnici ma anche le piccole curiosità, capire ogni personaggio, ogni atleta se ha delle cose particolari. Per esempio, la prima volta che vediamo partire Alisson dal primo minuto, e lui tende a partire quasi come uno scatto di atletica leggera, toccando il campo, baciando il campo, non quando entra in campo ma quando c'è il fischio d'inizio. Facciamoci caso se lo farà altre volte. È una piccola curiosità che a me piace farvi vedere. Poi al fischio d'inizio c'è anche un'altra curiosità che però va vista in video, perché Buongiorno inciampa da solo, sembra proprio che corra male, dovremmo capire di cosa si tratta, perché inciampa proprio da solo, rotola. E queste cose qua video ve le posso solo far vedere sul canale Telegram che trovate in descrizione, sempre gratuito per le notifiche e per questi mini video che alle volte anche sui mini social me li bloccano perché sono immagini di campo, quindi protette da copyright, bloccano quelli che vogliono loro, tra l'altro. Però Telegram è il nostro salotto personale, possiamo fare quello che vogliamo. Mi ero segnato al minuto 8:50 una verticalizzazione di prima di Lobotka perché ho sentito troppo parlare di Gilmour che fa tutto questo e Lobotka fa solo i passaggi in orizzontali. È falso e dobbiamo notarlo e farlo notare quando questo avviene. Lobotka in questo caso ha anche la possibilità, vedete su Buongiorno, di scaricare semplice, ma fa il passaggio in verticale direttamente su Alisson. In quest'altra occasione, come vedete, scannerizza, si vede poco perché i pixel, ma scannerizza il campo, vede dove si trova Højlund e di prima
passaggio in profondità, Højlund stop di petto e sviluppo dell'azione con il solito lavoro codificato. Vergara gli va intorno e lancia poi Alisson, che si è già lanciato. Nel momento in cui Højlund riceve la palla, i due trequartisti devono fare dei movimenti. Quello che sta più vicino va a ricevere lo scarico e quello che sta più lontano va in profondità. Secondo me questo è bellissimo e questo è calcio. Cioè non è che non si gioca a calcio, no, si gioca a calcio e a me piace il calcio. Ve lo posso far vedere qua. Questa è la palla che riceve Højlund. Stop di petto, vedete il movimento che gli fa Vergara intorno. Non posso disegnare, sto in un'altra fase perché vabbè, perdonatemi. Vergara gli fa il movimento e qui Alisson scatta in profondità. Altre cose, perché poi parliamo del rigore e del non fallo. L'azione che porta al gol di Alisson, dove era però in fuorigioco, è un'azione bellissima, tutta palla a terra, tutta ben strutturata. Gutiérrez che alza la testa e vede il movimento di Alisson che verrà in questa zona. Alisson che la riceve e di tacco la dà a Lobotka. Lobotka non la ridà direttamente ad Alisson per chiudere un triangolo semplice, ma alza la testa e trova in verticale Højlund, che non la dà direttamente ad Alisson che sta arrivando, quindi 1, 2, 3, 4 uomini, la dà a Vergara che sta facendo di nuovo quel movimento e Alisson continua la sua corsa. Purtroppo non si frena abbastanza, è troppo veloce e quindi finisce in fuorigioco netto. Bene che però con freddezza salti comunque l'avversario. Carnesecchi non ha smesso di giocare Alisson ha sicuramente rallentato la sua corsa perché sapeva di essere in fuorigioco, però lo salta di netto e segna. Teniamocelo. Questa tenevo anche l'altra schermata, cioè dopo il passaggio di Højlund, il passaggio di Vergara e Alisson sta in fuorigioco. Dopodiché arriviamo al fattaccio, perché purtroppo non mi avete convinto. Questo viene liquidato. Vabbè, ma qua non c'era, ha fatto bene. No, non ha fatto bene. Non ha fatto bene per due motivi, perché secondo me prima di tutto è fallo, e se glielo fai vedere da qua è diverso rispetto all'altra unica inquadratura che fanno vedere per 3 secondi e mezzo, cosa impossibile, e gli fanno vedere tra l'altro l'inquadratura che era già la visuale dell'arbitro. E questa è l'assurdità. Quella inquadratura là l'arbitro l'aveva vista in diretta e l'aveva giudicato falloso in dinamica. Perché è falloso in dinamica? Qui episodio grigio, va benissimo, i tifosi del Napoli è rigore e per alcuni tifosi del Napoli non è rigore. I tifosi dell'Atalanta e i tifosi dell'Inter non è mai rigore, perché adesso solamente i tifosi tutto il resto dell'Italia si lamenta dei propri errori e anche degli errori evidenti delle altre squadre. C'è solo una tifoseria che non... Vabbè, questa era la visuale dell'arbitro, dove lui, è chiaro, è tutto sgranato, la refcam non è ancora all'altezza, però questa è la visuale da dietro, dove Højlund aggira, si può fare, aggira Ian pianta il piede, si piace dire questo fatto, pianta il piede, come Meret aveva piantato il piede, però lo pianta sul ginocchio di Højlund, che non sta cercando il contatto, sta cercando di continuare la corsa per andare a tirare. Ma la sapete la bella cosa? È che quando vanno a protestare, prima di tutto vi dovrei mostrare un altro video dove Ian, e ve lo mostro nel canale Telegram, dove Ian ha proprio il volto e la postura e il body language di chi sa di aver fatto fallo e non c'è niente da fare, quindi proprio il guilty, sente proprio di aver fatto la cazzata, non si è riuscito a spostare né a prendere il pallone. Che poi che significa? Pianta il piede e non provi a prendere il pallone, pianti solo il piede. Che giocata è? Però Zappacosta e gli altri non stanno indicando il fallo, non stanno parlando del non fallo, stanno dicendo la palla era uscita. Quindi per loro il modo per togliere questo rigore è: vai a rivedere che la palla era uscita in fallo laterale prima e quindi poi si va a rivedere e si può togliere tutta questa dinamica. E questa qua, Vergara in possesso di palla sulla linea, non ce lo fanno rivedere, non sappiamo se è uscito o no, credo di no, ma è qui che vedete alzano la mano e provano a dire il pallone è uscito, poi loro sono in affanno, l'azione il Napoli la sviluppa bene, e questo mi dispiace perché il Napoli ha giocato bene, ha giocato a calcio, quindi loro hanno protestato per questa cosa qua, mentre il VAR si stava concentrando su tutt'altro. C'erano così tante inquadrature utili per stabilire se questo era un fallo o no, gliene hanno fatto vedere solamente una che era già quella del suo point of view, del suo POV, e non gli hanno fatto vedere quella fronte porta, non gli hanno fatto vedere questa qua laterale dove anche lì si vede chiaramente. Va bene, gli fanno vedere questo, quindi semplicemente sgranano i pixel del suo point of view. E anche da questo, onestamente, lì è questione di come un arbitro sta arbitrando, se lasci correre per tutta la partita o se sei più fiscale.
E là c'è poco da dire. Se questo lo ritieni che non è fallo, non può mai essere fallo dall'altra parte. Quindi la prima incongruenza è questa. La seconda incongruenza è che da protocollo il VAR non può intervenire, e ce lo hanno spiegato quando Conte diceva ma che significa, se c'è un errore il VAR deve intervenire. Tutti i tromboni dicevano ma il VAR non può intervenire, se il VAR non può intervenire il protocollo non può intervenire. Qua avete preso il protocollo, lo avete stracciato e siete intervenuti perché il contatto c'è, l'arbitro l'ha stabilito, lo ha visto e lo ha giudicato, e avete deciso no, venitelo a vedere di nuovo, ma venitelo a vedere bene, oppure venitelo un secondo perché già ti abbiamo detto che per noi VAR e AVAR non è mai rigore? A voi le risposte. Levati che ti fai male. Quanti ne siete? Dopodiché, se è vero che io vi ho detto in live che la partita di Elmas non resterà negli annali come migliore partita sua, perché? Perché in reaction dico pochi bravo, ma in realtà il bravo è quando lui prende la palla, la strappa a un avversario, oppure con molta calma, e lo ha fatto, però non mi era sembrato niente, forse sono abituato a certe giocate di Elmas, a questa giocata di Elmas non ero abituato, e verrà dimenticata completamente perché questa azione poi verrà mortificata da Chiffi. Ma qua lui fa un lancio di esterno sinistro in corsa con i giri giusti, quindi con l'esterno la palla va abbastanza lontana per permettere a Højlund di arrivarci con Ian alle spalle in ritardo, e poi si ferma nel punto giusto. Voglio, questo è un passaggio che se lo faccio alla Noglu facciamo i replay sul sito della Serie A, questo verrà dimenticato, va benissimo. L'altro fattaccio è che qui Schiffi si comporta da guardialinee, una roba mai vista in precedenza, e cioè ha il dubbio, potrebbe esserci fallo in attacco o qualcos'altro, gli viene istintivo di portarsi il fischietto verso la bocca come voi mi avete fatto notare, e poi desiste. Di conseguenza lascia che l'azione prosegua, di modo che non blocca un potenziale, perché se fischi qua e poi segni non va nemmeno nei tabellini, perché l'arbitro ha fischiato e quindi non è gol annullato. Invece lui fa proseguire, perché nel momento in cui fischi tutti si fermano e non vanno a marcare, non parano. Se invece tu non fischi, l'azione è regolare, e solo dopo il gol di Gutiérrez fischia e dice qua. Adesso facciamo il controllo di routine. Il controllo di routine dura anche qua 2 secondi netti, il che non è possibile, perché se stai facendo un controllo su un'azione che può essere definita dubbia, gli antinapoli dicono l'ha preso per il braccio eccetera eccetera, io vi ho fatto vedere che lo prende per la maglietta al contrario, non può essere un'azione liquidata in questo modo, e quindi se tu avevi il dubbio, sei rimasto così, vuol dire che il dubbio o te lo risolvi andando tu al VAR. Ho sentito gente che ha detto guarda lì, ma guarda lì che lui aveva già deciso, stava così e ha aspettato, nel momento in cui segna fischia. E qui dove c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, anche per come l'ha sviluppata la sua dinamica di arbitraggio, il VAR muto e non se ne va. Quindi fai in un modo prima, fai in un altro modo dopo, il risultato è che noi 2-0 proprio non ci possiamo andare. Molto vistosa, molto evidente la spinta di Zalewski. Io qua in reaction dico gli chiamate l'uomo a Mazzocchi, perché c'era l'uomo dietro, non gliel'hanno chiamato, Mazzocchi lento nel girarsi, però aveva spostato il pallone, Zalewski non lo prende, lo spinge e basta, e ripartono. Da lì arriverà il calcio d'angolo, deviazione di Beukam, e arriva il gol di Pasalic. Ed è lì che mi rendo conto che Bernasconi non è altro che Christian Bale. In ultima istanza, anche questo potrebbe essere un bias cognitivo, nel senso che non lo so se si poteva fare qualcosa di più qua su questo cross di Bernasconi, ma visto il giocatore coinvolto, sembra quasi che sai poco. Allora, purtroppo sono influenzato da quello che abbiamo saputo, e cioè che Matteo ha fatto le ore piccole su Twitch per donare sul sito, sul canale di Faina e Enerix, che sono tra l'altro dei content creator molto offensivi, molto critici nei nostri riguardi, quindi anche questo dovrebbe essere un aggravante, ma purtroppo non riesco a togliermi dalla testa che devi fare la vita da atleta. Se non la fai e in campo sei comunque devastante, si chiudono tutti e due gli occhi. Se invece entri in campo e sembri svagato, stanco, lento, purtroppo questo è.
potete lasciare un like, potete iscrivervi al canale, potete iscrivervi a Calcio Fluido, dove proverò a parlare di tutte le squadre, perché poi bisognerebbe parlare di quello che è successo in Milan-Parma. Anche lì situazioni molto molto offusche, blocco sul portiere, ponte di Bartesaghi e Truiglio che gli mette le mani addosso e il Milan non riesce a rimanere in scia con l'Inter, e il Napoli non raggiunge il Milan perché nel frattempo non ne abbiamo approfittato, quindi perde il Milan, perde il Napoli, perde la Juve e ne approfitta la Roma. E io guardo un po' il calendario, poi guardo la classifica e penso che non voglio mollare, assolutamente, che voglio esaltare i ragazzi che se la stanno mettendo tutta. Vorrei capire se Conte ha ancora barlume di forza per lottare per la migliore posizione possibile, e perché molto spesso quando si dice no, poi gli episodi si compensano, io non ci ho mai creduto a questa cosa qui. Però è storico che spesso dopo una cosa grave che ti toglie punti importanti di classifica, magari accade in maniera assolutamente casuale che c'è un episodio grigio che poi diventa a tuo favore, magari in partite che non spostano più classifica, e quindi se stai magari già vincendo, per esempio col Verona, e ti danno qualcosa di controverso a tuo favore, vedi, si è bilanciato, così dicono che si è bilanciato tutto. A me anche quella frase di Manna non mi è piaciuta, anche perché se adesso voi Schiffi lo fermate, no? Dice no, lo dobbiamo punire, quindi lo fermiamo per un paio di turni. Come si bilancia? Dovreste farlo continuare ad arbitrare per fare altri errori ad altre squadre. Che facciamo? Adesso mandiamo gli arbitri bravi alle altre squadre che devono competere nello stesso campionato? No, per far bilanciare tutti gli errori devono continuare ad arbitrare tutti gli arbitri scarsi, i VAR scarsi a tutte le squadre. Se no non si bilancia bene. Ha segnato Kean, va bene, insomma, vediamo quello che succede, perché poi sull'altro canale devo darvi conto dei miei pronostici, che qualcuno li ho presi, purtroppo anche Samardžić, altri invece no. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per l'ascolto, iscrivetevi al canale, lasciate un like finale, vi voglio bene, siete la mia salvezza, perché poi è grazie alla community che io sopravvivo e riesco a trovare delle cose belle, positive, anche divertenti in tutto questo. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte